Direttore, un inizio d'anno stellare, quindi il 2020 comincia ancora sotto il segno delle stelle, firmate Teatro Stabile del Veneto, e al Teatro dei Goldoni di Venezia è anche all'insegna del sorriso. Io rido già pensando a quello che potrebbe fare. Apriamo il mese di gennaio, l'anno lo apriamo al Goldoni con Nino Frassica e la sua band, un appuntamento che abbiamo voluto fortemente e che riproporremo anche a Padova e a Treviso. Il miglior modo per iniziare l'anno, direi, con molto divertimento. Seguirà uno spettacolo per famiglie, Peter Pan, un grande classico per Sì. bambini, poi un appuntamento che abbiamo prodotto ed è la prima regia italiana di un grande artista internazionale che è Ian Fabre. Lino Musella impersonerà Ian Fabre in uno spettacolo che è una sorta di autobiografia d'artista, che sarà in scena il 16-17 gennaio al Goldoni per l'appunto. Seguirà un testo di Matteo Righetto, in realtà è una riduzione per il teatro fatta da Stefano Scandaletti di un romanzo che ha avuto grande fortuna di Matteo Righetto, che si intitolava Savana Padana. Molto, molto bello lo spettacolo, molto divertente, molto affiatato il cast, e sarà in scena 2 giorni al Goldoni. A seguire una commedia brillante interpretata da Elisabetta Pozzi in una produzione del Teatro Stabile di Brescia che si intitola Apologia di Alexi K. Campbell, e chiuderà il programma del Goldoni per il primo mese dell'anno un misantropo riletto da Walter Malosti. E questo è il Goldoni. E questo è il Goldoni. E questo è il Goldoni. Spostiamoci a Padova. Spostiamoci a Padova, dove riproporremo Una banca popolare, Sì. di Romolo Bugaro, testo di Romolo Bugaro, regia di Alessandro Rossetto. A seguire il 17-18 gennaio, anche qui Nino Frassica, 2 giorni sul palco, uno spettacolo per ragazzi intitolato Favole al telefono, elemento importante nella letteratura per l'infanzia di Gianni Rodari. Anche a Padova The Night Writer, il diario notturno di Ian Fabre, e infine chiudiamo con una ospitalità internazionale che è una nostra coproduzione di Agrupación Señor Serrano, uno dei più importanti e originali collettivi artistici spagnoli, con uno spettacolo che si intitola Kingdom. Al del Monaco invece apriamo l'anno con una nostra produzione, anche qui produzione fatta dal Teatro Stabile del Veneto con la sua compagnia giovani. È un Goldoni importante, uno dei più bei testi scritti dal grande drammaturgo veneziano. Si intitola La Casanova, quindi compagnia giovani, regia di Giuseppe Emiliani. A seguire, per gli appuntamenti della stagione concertistica, apriamo l'anno beethoveniano con un concerto dell'Orchestra Filarmonica I Solisti di Radio Veneto 1, dedicato per l'appunto a Beethoven. Grande danza il 24 di gennaio con La Petrusca di Virgilio Sieni, che è uno dei più importanti coreografi italiani viventi. Il divertimento con Alessandro Fullin e Piccole Gone, una parodia di Piccole Donne molto divertente. E infine un grande ritorno di un grande del teatro italiano, Umberto Orsini, in uno spettacolo con la regia dell'emergente interessante Alessandro Serra, Il costruttore Solnes di Ibsen. Quindi 3 le produzioni Teatro Stabili del Veneto in questo inizio d'anno. Direttore, ci vediamo il mese prossimo per scoprire il programma di febbraio. Arrivederci.